Nella giornata di ieri, con una di quelle magie che solo nel periodo di Natale possono accadere, a Naro si è riusciti a portare il mare e il mare ha portato con sé una barca, non una barca qualsiasi, ma una barca che come uno scrigno, anch'esso magico, ha visto trasformarsi a bordo di sé il dolore in gioia, la prigionia in libertà, lo sconforto in speranza, la tempesta in quiete, il buio in luce. Compiuta la sua magia e non più in grado di navigare, giaceva in fondo a un cantiere in attesa di essere demolita, ma ecco che con un'altra magia di quelle che solo a Natale possono accadere, questa barca ha ripreso il suo viaggio, sebbene non più per un mare fatto di acqua salata, ed è approdata nella nostra gloriosa, nobile città di Naro. E in questa altrettanto magica cornice è pronta a ospitare a bordo di sé il migrante per antonomasia, il bambinello per definizione, costretto alla fuga mentre si trovava ancora nel ventre di sua madre per sfuggire al terrore del suo tempo, costituito dal progetto stagista di un tale Erode. La sola differenza con i migranti di oggi è che egli è colui che viene non per salvarsi, ma per salvarci. Ed a quanto pare è persino disposto a raggiungere una montagna in barca per saggiare l'ospitalità di una comunità e ricordare ad essa che chi è chiuso dell'accoglienza, chi è duro di cuore, chi non prova compassione, non può definirsi cristiano. E per il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, ieri abbiamo vissuto un momento molto emozionante e di riflessione, in coincidenza dell'inaugurazione del presepe dell'accoglienza, un presepe realizzato con un barchino che ha fatto davvero la traversata con materiali da riciclo, un presepe realizzato dai ragazzi della cooperativa Grande Famiglia. Per il sindaco di Naro fa un invito a riflettere tutti sull'importanza dell'accoglienza. Accogliere, afferma Maria Grazia Brandara, significa dare un'opportunità, significa dare anche fiducia.